no, non leggi mai. Cari amici, ben ritrovati, siamo a Collalto di Susegana, Treviso, e siamo ai festeggiamenti di San Giorgio. Siamo in compagnia del nostro amico Mario Rosolè, che è un consigliere del comitato festeggiamenti. Ben ritrovato Mario, è un piacere vederti e ritrovarti qui a ripartire per questa grandiosa festa di San Giorgio. 2 settimane ricche di eventi. Sì, piena di eventi. Dopo 2 anni di pandemia, l'anno scorso siamo partiti con pochi giorni per vedere come la gente si presentava, abbiamo visto che la gente ha risposto. Quest'anno siamo partiti alla grande con diversi giorni del programma, che la sagra ha cominciato il giorno 20 e finisce il 1° di maggio. Una in un cielo senza Dio, sprechi il tuo tempo qui con me. Mario, mi dicevi che avete anche delle serate speciali. Sì, abbiamo delle serate a tema, diciamo, ora facciamo la serata della costata, la serata del sulasco e dopo le altre sere, sempre grigliata mista, tutto griglia, e anche alla domenica lo spiego. E anche tanta musica dal vivo. E tanta musica dal vivo, abbiamo 2 serate di musica dal vivo. Figa almeno pure ricca di famiglia nobile, solo nel cuore con lei che ci fai, che ci fai. Mario, mi dicevi però che il consiglio da solo non può far tutto, No. quindi un doveroso grazie a tutti i volontari. Tutti i collaboratori che fa parte, volontari, che ci vuole impegno, tante ore, e dobbiamo ringraziare tutti, anche i giovani. Sì, perché ne avevo visto veramente tantissimi che corrono avanti e dietro con i vassoi. Anche i piccolini, diciamo, perché intanto cominciano a ingogliarsi su di venire. Esatto, quindi c'è il passaggio generazionale che ci vuole. Ci vuole, speriamo che la generazione futura siano i giovani di adesso, insomma. Esatto. Sì, volevo dire anche che questa festa ormai sono 47 anni che noi la facciamo. Infatti, come nasce l'associazione Comitato Festeggiamenti? Tutti amici di scuola, patrono di San Giorgio, così abbiamo cominciato prima i nostri genitori, così, e poi siamo entrati noi. Come fanno i piccoli adesso, siamo entrati noi e noi abbiamo creato questo bello gruppo forte e siamo riusciti ad andare avanti, insomma. E vi auguriamo altri 40 anni di vita, insomma. Speriamo. Speriamo di sì. Luna in un cielo senza Dio, sprechi. Mario, adesso, prima di andare a mangiare un boccone anche noi, che da sentire i profumi in cucina sono ottimi piatti, 3 secondi davanti alle telecamere per invitare fino al 1° maggio tutti i telespettatori a venirsi a trovare qui a Collalto. Bene, io vi consiglio di venire, di fare un giretto almeno, perché troverete piatti tipici del paese e anche vini tipici del paese. Ricordo che la festa è cominciata il giorno 20 e finisce il 1° maggio. E quindi guardate i canali social su Facebook, c'è il Comitato Festeggiamenti Collalto, troverete tutte le date anche per le serate a tema e comunque per le visite guidate nel territorio, che è un territorio bellissimo che merita di essere visitato. Io e Mario adesso andiamo a mangiare un boccone e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Non sarò sola, amore mio, in questo cielo basto io, sprecherai il tempo qui con me, io sono